Arriviamo alla 17ª e alla 18ª galleria. La prima è dedicata alla città di Bergamo, la seconda alla città di Parma. Ricordo che spesso le 52 gallerie sono dedicate a delle città, che probabilmente erano le città di provenienza di alcuni soldati o di alcuni genieri della 33ª compagnia. Quello che ci interessa maggiormente in questo caso è quello che c'è all'interno delle gallerie. Non ricordo in questo caso sinceramente se nella 17ª o nella 18ª, però poco cambia. Vorrei richiamare l'attenzione su questo arco di cemento armato che vedete qui nella foto. Se ne possono vedere diversi nelle 52 gallerie, ora in una, ora nell'altra, ed erano degli archi eretti laddove la struttura della galleria sembrava particolarmente debole o cedevole, o dove la volta poteva presentare elementi di pericolosità. Ecco, in questi casi veniva eretto un arco di cemento armato per stabilizzarne la struttura e sono quasi tutti originali del 1917, quelli ancora oggi visibili nelle 52 gallerie. Sono molto pochi gli interventi successivi. Un marchio di garanzia del tempo lo possiamo notare proprio sulla volta dell'arco, perché spesso si formano queste piccole stallattiti, come vedete qui in questo caso. Questa immagine è uno zoom di quello che si può vedere qui nella volta sopra la nostra testa. E tenete conto che perché si formi una stallattite di circa 1 centimetro occorrono circa 100 anni. Per cui se vedete queste piccole formazioni rocciose ancora in luce significa che la struttura è originale. Molto spesso in corrispondenza della stallattite sopra la nostra testa si può vedere anche la formazione di una corrispondente stalagmite ai nostri piedi, più corta rispetto alla stallattite perché le stalagmiti crescono più lentamente. Però spesso questo fenomeno va di pari passo, non nella strada delle 52 gallerie, a quanto io ne sappia, non le ho mai viste, perché essendo appunto una strada di transito, i passanti levigano continuamente il piano d'appoggio e quindi impediscono la nascita delle stalagmiti. Però per esempio in altri luoghi legati alla Grande Guerra, penso per esempio al Forte Verena sull'altopiano d'Asiago, lì in alcuni casi si notano sia le stallattiti, sempre piccoline da 1 centimetro, perché quella è la lunghezza che possono raggiungere dopo 100 anni circa di tempo, sia delle stalagmiti sottostanti proprio in asse, in quei punti in cui appunto non c'è il passaggio delle persone. Ecco, per cui se vedete questo tipo di formazione siate sicuri che l'impianto di cemento armato è originale del tempo. Usciti dalla 18ª galleria, sulla nostra sinistra possiamo vedere 5 fornelli di mina cosiddetti. Qua in queste immagini ne vediamo 2. Uno è questo, vedete ricavati in piccole nicchie sulla roccia, e un altro è questo. Cos'è un fornello di mina? Sostanzialmente è un pozzetto che poteva essere caricato di esplosivo e fatto esplodere alla bisogna, e cioè nel caso in cui gli austriaci avessero sfondato sulla cima del Pasubio. Perché vi ricordo che il fronte, in questo contesto, correva proprio sulla cima del Pasubio tra il dente italiano e il dente austriaco. Mai nessuna formazione riuscì a sfondare il fronte rimase tale e quale per tutta la guerra, ma se gli austriaci ad un certo punto fossero riusciti a sfondare le linee italiane, capite che a quel punto lì la strada delle 52 gallerie, che doveva servire in linea teorica e anche pratica all'esercito italiano per rifornire le prime linee in cima al Pasubio, poteva servire in questo caso agli attaccanti, agli austro-ungarici, per ridiscendere il lato meridionale del Pasubio e, come dire, guadagnare con più facilità la pianura. Per cui sarebbe stato un vantaggio strategico assolutamente inaccettabile in ottica bellica. Onde per cui se gli austriaci avessero sfondato in cima il Pasubio, gli italiani si sarebbero ritirati nelle posizioni sottostanti e avrebbero fatto brillare questi fornelli di mina, intasati preventivamente di esplosivo e usati come punto di interruzione stradale, in modo da rendere inagibile la strada e impedire agli austro-ungarici di ridiscendere per quel lato meridionale del Pasubio lì.
di fatto non vennero mai utilizzati perché, ripeto, gli austriaci non sfondarono mai sulla cima del Vesuvio, però vennero predisposti e qua se ne possono vedere 5 sul lato sinistro salendo, nell'immagine ne vedete 2. Probabilmente vennero utilizzati anche come piccoli pozzetti d'acqua che venivano riempiti alla bisogna per i muli, per l'abbeverraggio dei muli che salivano e scendevano continuamente per la strada. Infatti anche qui, anche se ormai è un pochino malmesso questo fornello, vedete, è pieno d'acqua perché il giorno prima aveva piovuto e quindi si è riempito d'acqua e questo consentiva ai muli di fermarsi e di bere, evidentemente. Si può fare uno zoom, vedete anche questo fornello è intasato ormai di detriti di pietrisco, però si può ben vedere com'era originariamente. Era un quadrato piuttosto profondo con dei piccoli scalini di ferro che consentivano ai minatori di salire e scendere nelle operazioni di carico e di scarico del fornello stesso. E arriviamo così all'imbocco della 19ª galleria. La 19ª e la 20ª galleria hanno un punto in comune molto importante, e cioè colui che le progettò. Si trattava del sottotenente Ugo Cassina, che, abbiamo già citato, era il più giovane dei sottufficiali della 33ª compagnia minatori. Ha una storia interessante questo Cassina perché lui nasce nella provincia di Parma e si iscrive al primo anno della facoltà di matematica a Parma, quando nel 1916, aveva 19 anni, lui e i suoi coetanei vengono chiamati alle armi. Allora cosa succedeva in quei casi? Che coloro che erano laureati in materie scientifiche, coloro che erano laureandi o che erano iscritti a facoltà scientifiche, difficilmente venivano mandati in prima linea. In prima linea si mandavano più facilmente o i non laureati, evidentemente, o i laureati in materie umanistiche, perché cosa volete mai in tempo di guerra? Un filosofo, uno storico, un letterato servono quello che servono, no? Nella logica bellica del tempo. Sono molto più importanti i medici, molto più importanti gli ingegneri, molto più importanti gli architetti, i chimici per la fabbricazione dell'esplosivo, no? Quelli non si potevano mandare in prima linea perché sarebbero morti avrebbero avuto più probabilità di morire e quindi quelli dovevano essere tenuti nelle postazioni strategiche e logistiche più riparate nelle retrovie. E quindi facilmente chi era laureato in materie scientifiche finiva o nei reparti di artiglieria, perché anche quei reparti avevano insomma, bisogno di conoscere alcuni rudimenti della geometria facendo dei calcoli per calibrare il tiro, oppure nei reparti del genio militare. Ecco, Ugo Cassina finisce proprio nei reparti del genio militare e fa un breve corso per ufficiali di completamento, ne esce con il grado di sottotenente e poi viene immediatamente spedito nella 33ª compagnia stanziata al Pasubio e quindi nel 1917 si ritrova qui ai piedi del Pasubio e a lui, come agli altri ufficiali o sottufficiali della compagnia, viene affidata la progettazione di un segmento della strada, perché vi ricordo che la strada delle 52 gallerie nasce step by step, segmento dopo segmento, e a ciascuno di questi segmenti veniva affidato un ufficiale in modo tale da poter lavorare il più possibile in contemporanea per velocizzare le operazioni. Ecco, questo segmento di strada corrispondente alla 19ª e alla 20ª galleria venne affidato proprio a Ugo Cassina, che all'epoca aveva 19-20 anni ed era il più giovane tra gli ufficiali e sottufficiali, ripeto, della 33ª compagnia. E tra l'altro gli venne affidato un segmento di strada che era probabilmente il più difficile, il più complesso da gestire, perché queste due gallerie sono da un punto di vista ingegneristico le più complesse e le più ardite di tutto il tracciato e vennero affidate proprio a lui, a Ugo Cassina. Perché? Beh, per esempio la 19ª galleria intanto è la più lunga, vedete qui nella targhetta, era lunga 318 metri, la più lunga di tutte le 52 ed essendo la più lunga poi Picone l'ha dedicata evidentemente al re, vedete qui la dedica, re Vittorio Emanuele III, per cui la massima carica dello Stato legata alla galleria più lunga,
ha anche senso in quell'ottica. Ma al di là della lunghezza è proprio la forma e la sinuosità della galleria che faceva difficoltà. Perché pensate che questa galleria presenta ben 10 punti d'attacco, quindi cominciarono a lavorarci da 10 punti contemporaneamente, che poi ovviamente si sarebbero saldati insieme. Ed erano punti d'attacco dislocati ad altezze diverse, perché questa è una galleria che non è lineare come molte altre, ma viceversa sale a spirale, è come una specie di scala a chiocciola, senza i gradini naturalmente, una specie di bovolo che deve guadagnare decine e decine di metri di dislivello, perché la morfologia del terreno in quel punto lì non consentiva altre soluzioni. E quindi Ugo Cassina si ingegna e partorisce quest'idea di questa galleria a bovolo fatta di 4 spirali sostanzialmente, irregolari. Per cui l'escursionista che imbocca la 19ª galleria ha proprio la sensazione di tornare continuamente su se stesso. E quando esce dalla galleria è anche piuttosto sudato perché non solo è lunga, ma ripeto, guadagna anche decine e decine di metri di dislivello. Non fu affatto facile progettarla. E la stessa cosa si può dire per la 20ª galleria, di cui vedete l'imbocco qui a destra. Anch'essa, come la precedente, è stata pensata a chiocciola per guadagnare un dislivello di circa 50 metri. I punti d'attacco in questo caso furono 4 e è più breve, però la logica è esattamente la stessa, il terreno non consentiva altre soluzioni. La cosa interessante, più bella, più suggestiva se volete della 20ª galleria è il punto d'uscita, che è questo qui, che è uno dei punti più fotografati di tutta la strada delle 52 gallerie. Perché qui si capisce molto bene, o meglio si intuisce molto bene, la forma interna della galleria, perché vedete, vedendo il punto d'uscita da questa posizione qua, così verrebbe da pensare che poi la galleria certo non la si vede, ma proseguirà là dietro da qualche parte. E invece no, vedete, è proprio ricavata all'interno di questo grande torrione, qui si vede proprio la cima. Per cui si esce dalla galleria, ma imboccandola dal senso opposto si percorre la galleria in discesa facendo una spirale lungo questa direzione qua che vi sto mostrando con il mouse, no? Per cui si ritorna sempre su se stessi e poi si esce dall'altra parte. Ripeto, da un punto di vista progettuale ingegneristico non fu affatto facile e questo progetto venne affidato proprio al più giovane degli ufficiali in carica, il quale però probabilmente era anche il più dotato, cioè il capitano Picone dovette scorgere una certa stoffa e del talento in Ugo Cassina, tanto è vero che poi finisce la guerra da tenente, verrà promosso da sottotenente a tenente, poi verrà congedato, terminerà i suoi studi di matematica all'Università di Torino e ne diventerà poi addirittura professore ordinario di matematica, per cui evidentemente della stoffa ce n'era e come. E lo dimostrò lui stesso. Però è veramente, come dire, stupefacente sapere che un ragazzo di 19 anni si accollò una responsabilità di questo tipo, perché ricordo la strada delle 52 gallerie era fondamentale per fornire la prima linea sul Pasubio e il Pasubio nell'ottica più generale della prima armata era fondamentale per la conservazione di quel settore lì, affinché il nemico non sfondasse. Per cui nel suo piccolo Ugo Cassina, per carità, aveva solo 2 gallerie, tra virgolette, da progettare, però su quelle 2 gallerie c'era veramente un peso enorme. E lui riuscì ad affrontarlo egregiamente a 19 anni. E questo va sottolineato e va sicuramente valorizzato. All'interno della 19ª e della 20ª galleria, quelle che stiamo prendendo in considerazione, si possono notare altri fornelli di mina. Qui siamo all'interno della 19ª, per esempio. Ecco, a un certo punto sulla sinistra, vedete, si nota questa grande nicchia che serviva o poteva servire alla bisogna per essere intasata da esplosivo e per far saltare in aria la galleria stessa e impedire così agli austriaci, in caso di sfondamento in cima al Pasubio, di ridiscendere la strada delle 52 gallerie. E la stessa cosa dicasi per la galleria successiva, per la 20ª. Qui si può vedere ancora meglio. Qui vedete stiamo salendo, ripeto, a spirale e sul torrione centrale della spirale, no? Diciamo sul torsolo, per così dire, centrale della spirale, vennero ricavate queste nicchie, altrettanti fornelli di mina,
sono dei quadrati più o meno di 50 centimetri per lato, contornati da cemento, vedete qui, profondi quel tanto che bastava per poter incastrare 2 cassette di gelatina di esplosivo. Quindi pensati già a monte per accogliere un determinato tipo di esplosivo in un determinato formato. E quindi possiamo vedere questo fornello, possiamo vedere quest'altro, ma salendo se ne vedono diversi. Vedete, uno qui più o meno al piano del terreno, uno più in alto, qua avanti, sempre ripeto, sul torione della spirale. Qui ne vediamo un altro ancora, si può ben vedere anche la profondità, c'è qualche detrito ma è ben conservato. Ancora qui, vedete sulla sinistra, più alto, questa è una foto fatta girandosi a 180 gradi, per cui si sale da qua, da dove vi sto mostrando, e si percorre la strada in questa direzione qui, per cui la nicchia rimane sempre sul lato destro, sul torsolo centrale della spirale. E più un'altra foto la vedete proprio qui. Ecco, anche qua 2 fornelli ricavati al pian terreno. Insomma, ce ne sono diversi. Non è un caso che queste 2 gallerie, la 19ª e la 20ª, accolgano molti più fornelli di mina e punti di interruzione stradale rispetto ad altre gallerie, perché è proprio per la loro struttura geometrica, perché sono 2 spirali, abbiamo detto, no? Quindi in questo caso qui bastava far saltare il torione centrale delle 2 spirali, le gallerie sarebbero collassate su se stesse e avrebbero interrotto la strada per decine e decine di metri di dislivello e quindi l'avrebbero resa assolutamente inutilizzabile per un eventuale attaccante austro-ungarico che si fosse presentato dalla cima del Pasubio. Un'ultima cosa, abbiamo parlato della 19ª, della 20ª galleria, possiamo legare qui anche la 21ª galleria, che non venne progettata da Cassina, ma, come dire, intrattiene un legame con le 2 gallerie precedenti legato alla dedica, perché vedete la 19ª galleria, che fu la più lunga, venne dedicata al re, la massima carica dello Stato. La galleria successiva venne dedicata al generale Luigi Cadorna, che era il capo di Stato Maggiore. In quel momento lì era fondamentalmente il numero 2 all'interno, come dire, della politica italiana, perché il capo di Stato Maggiore è il capo supremo dell'esercito. Al di sopra del capo di Stato Maggiore non c'è un'altra carica militare, ci sono delle cariche politiche, che può essere a seconda dei casi il ministro della guerra, il primo ministro o il re. Ecco, Cadorna sostanzialmente in questo momento era il numero 2 dopo il re. E infatti la galleria numero 20 venne dedicata proprio a lui. E la galleria numero 21 invece venne dedicata al generale Carlo Porro, che era il sottocapo di Stato Maggiore, quindi sostanzialmente il vice di Cadorna. Per cui la successione delle gallerie riflette in qualche modo anche la scala gerarchica, ecco, dell'esercito italiano e delle istituzioni italiane in quel momento lì. Generale Carlo Porro, che seguì le sorti del suo superiore, cioè di Cadorna, perché rimase sottocapo di Stato Maggiore dal 14 al 17. Poi dovette, come dire, venne dimissionato, tra virgolette, come venne dimissionato Cadorna all'indomani della disfatta di Caporetto. E poi sappiamo che Cadorna verrà sostituito in capo all'esercito dal generale Armando Diaz. Ecco, di queste 3 figure, re Vittorio Emanuele III, il generale Cadorna e il generale Carlo Porro, la figura, se volete, storicamente più significativa e controversa, almeno in questi anni di guerra, gli anni successivi sono un capitolo a parte, è sicuramente quella del generale Luigi Cadorna, il quale tra l'altro era un figlio d'arte perché suo padre era quel Raffaele Cadorna, a capo dell'esercito piemontese che invase lo Stato della Chiesa, aggredì Roma, aprì la breccia di Porta Pia il 20 settembre del 1870, da cui tutte le varie vie, no? Che si chiama via 20 settembre, piazza 20 settembre. Ecco, il generale che aprì quella breccia a Roma, Raffaele Cadorna, era il padre di Luigi Cadorna. E quindi, diciamo, Luigi Cadorna era sostanzialmente un figlio d'arte, se vogliamo dire così. La figura però è piuttosto controversa, perché Luigi Cadorna era
caratterialmente piuttosto altezzoso, piuttosto presuntuoso, odiava essere contraddetto, rimpiazzò moltissimi ufficiali, a volte a ragion veduta per manifesta incapacità, a volte perché qualche ufficiale o qualche generale era particolarmente competente e rischiava di fargli ombra. Però diciamo che il fattore che pesa di più sulle sue spalle da un punto di vista storico sono due sostanzialmente. Una è la strategia d'attacco che adottò per tutta la guerra fino a quando rimase in carica, la strategia della spallata. Cadorna era convinto che per sfondare le linee nemiche fosse sufficiente mantenere sotto stress e sotto pressione il fante austro-ungarico, con continui attacchi e controattacchi della fanteria italiana che prima o poi, prendendo se volete per sfinimento il nemico, sarebbe riuscita a sfondare. Una strategia in molti casi suicida, perché è vero si poteva continuare ad attaccare a valanga, come spesso viene fatto, ma dall'altra parte con le mitragliatrici si faceva strage di fanti italiani, per cui fu una strategia che molto spesso implicò moltissime morti e moltissimo sangue che avrebbe potuto essere risparmiato. E poi un altro fattore che lo rende, come dire, criticato oggigiorno sono le numerose decimazioni che vennero attuate all'interno dell'esercito italiano. Molti soldati, ma anche molti ufficiali, vennero fatti fucilare per ordine di Cadorna o dei suoi sottoposti e spesso anche con il tacito consenso del governo italiano, o per insubordinazione o per indisciplina. Anche qua in alcuni casi poteva nella logica bellica del tempo avere un senso, in altri casi sembra che quelle decimazioni fossero dettate da una mentalità troppo severa, eccessivamente severa. Per cui la grande colpa che viene, come dire, rinfacciata storicamente a Cadorna, se dovessimo dirlo in una frase, è quella di essere stato troppo insensibile nei confronti della vita dei soldati, cioè che li mandasse al massacro o che ne accettasse il sacrificio con troppa facilità. Tanto è vero che, per dire, nel 2011 la città di Udine decide di cambiare la toponomastica. C'era un piazzale dedicato a Luigi Cadorna, sostanzialmente è una rotonda, siamo in centro di Udine, però è come dire, un luogo piuttosto secondario. E quel piazzale Luigi Cadorna venne sostituito a livello proprio di nomenclatura e venne ribattezzato Piazzale Unità d'Italia, proprio perché non si voleva omaggiare Cadorna, ritenuto responsabile del versamento di troppo sangue e della memoria di un luogo della città. Ecco, comunque il capitolo su Cadorna è ancora aperto, non è questo il luogo per approfondire la questione. Ai posteri l'ardua sentenza. Arrivederci.